Tonino Pipitone per l'Italia dei Valori, cosa proponete per il Piovego? Come Italia dei Valori abbiamo proposto una legge in Regione che consente la navigabilità di tutto il fiume Piovego. È una proposta molto interessante che riguarda un pezzo importantissimo della nostra città. Tanto per essere chiari, c'è una parte del Piovego nella parte posteriore al Castello dei Carraresi che non è navigabile. Questa proposta di legge prevede uno studio di fattibilità, quindi con uno stanziamento di 100.000 euro per capire come fare per risolvere il problema e quindi poi stanziare i fondi per rendere appunto navigabile il Piovego. È una proposta molto qualificante che facciamo come Italia dei Valori, che riguarda un pezzo di ambiente molto bello, molto di qualità della nostra città, consentirebbe a tutti i cittadini padovani di poter avere una visione della città da un punto di vista stupendo, che è quello appunto del fiume, ma soprattutto ci garantirebbe anche un altro pezzetto di economia turistica molto particolare, ma comunque di estremo interesse, che potrebbe appunto portare nuovi turisti e anche nuovi pezzi di economia nella nostra Padova. Quindi noi stiamo lavorando per Padova, questo è un punto qualificante dell'ambiente che noi abbiamo proposto appunto per la nostra stupenda città.